Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tragedia nella serata di ieri a Pordenone, dove durante un parto in casa una neonata è deceduta dopo essere andata in arresto cardiaco. Vani i soccorsi e la corsa in ospedale. La scelta spontanea di un parto in casa è diventata tragedia per una famiglia di origine straniera di Pordenone. I genitori avevano scelto di dare alla luce la propria bambina tra le mura domestiche, assistiti da un'ostetrica, ma qualcosa ieri sera attorno alle 19:30 è andato storto e dopo il parto la piccola è andata in arresto cardiaco. Subito sono stati allertati i soccorsi, mentre l'ostetrica ha continuato, fino all'arrivo dei sanitari, a praticare il massaggio cardiaco sul corpicino. La neonata è stata assistita da un'equipe dell'ambulanza e subito intubata, quindi la corsa disperata verso il reparto di pediatria dell'ospedale civile, ma nonostante tutti gli sforzi fatti dai medici, il cuore non ha più ripreso a battere. Ai sanitari non è rimasto che constatarne il decesso, comunicandolo agli affranti genitori. Potrebbe ora essere disposta un'autopsia per determinare le cause della morte della neonata. Quella del parto in casa è una pratica assolutamente legale, ma che viene scelta molto raramente. In Italia non ci sono dati precisi, ma si stimano circa 500 parti all'anno a domicilio, lo 0,1% dei circa 450.000 nati all'anno. I rischi però sono legati all'assenza di un'immediata assistenza medica in caso di complicazioni. Resta ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Padova la bambina di 13 mesi rimasta ustionata dall'acqua bollente di una pentola. La prognosi che resta riservata potrebbe tuttavia essere sciolta nei prossimi giorni. È ancora ricoverata in terapia intensiva al centro Grandi Ustionati dell'azienda Ospedale Università di Padova la bambina di 13 mesi che ieri pomeriggio accidentalmente, avvicinandosi ai fornelli della cucina di casa, un'abitazione di Gorizia, ha afferrato una pentola di acqua bollente che poi le è finita addosso. La prognosi potrà essere sciolta tra qualche giorno, al momento è riservata. La piccola è in cura nel reparto diretto dal dottor Bruno Azzena. La mamma aveva dato subito l'allarme e la piccola, dopo essere stata portata in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio, è stata trasportata in volo d'urgenza a Padova per la cura di ustioni di primo e di secondo grado. La situazione, spiega il sindaco del capoluogo esontino Rodolfo Ziberna, è fortunatamente meno grave di quanto poteva apparire inizialmente. Ho parlato questa mattina con la mamma, dice il sindaco, che ha tutta la vicinanza della città. La piccola sarà svegliata probabilmente nella giornata di domani. Pare che il visino non sia rimasto ustionato e che siano rimasti coinvolti la parte superiore del tronco e una spalla. Siamo fiduciosi e ci stringiamo alla famiglia, conclude Ziberna. Ci siamo messi a sua completa disposizione per ogni tipo di necessità. Altre notizie di cronaca: incendio di un capanno agricolo nelle prime ore di oggi a Talmassons. A levarsi dalle prime fiamme, i proprietari hanno chiamato il 112 e con una pompa hanno contenuto il rogo. I vigili del fuoco di Udine hanno agito rapidamente contenendo i danni. Finita in cenere una parte della struttura che veniva utilizzata come officina, con stoccaggio di attrezzi ed elettroutensili. Salvi i mezzi più grandi, tra cui alcuni trattori. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 8 per la messa in sicurezza del sito e per lo smassamento del materiale bruciato. Paura la scorsa notte a Cervignano per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture lungo la statale 14. Per causa al vaglio dei carabinieri di Villa Vicentino, una Jeep Toyota si è scontrata con un'altra macchina ed è finita contro il Garré, ribaltata su un fianco in bilico. I due conducenti non sono rimasti feriti, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cervignano per la messa in sicurezza delle auto della sede stradale. La statale è rimasta chiusa parzialmente al traffico per circa 3 ore. Il 16 settembre suonerà la prima campanella a scuola. Esistono ancora dei nodi da risolvere, ma la macchina organizzativa procede a ritmo spedito. Il piano per il trasporto pubblico è praticamente pronto, i mezzi aggiuntivi, circa 40, sono già stati individuati e giovedì il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini dovrebbe parlare con le regioni di risorse e confermare, auspicabilmente, i limiti di riempimento dei mezzi attualmente all'80%. Gli ostacoli burocratici per i tamponi salivari nelle scuole sentinelle sembrano essere alle porte, resta poi il nodo personale e Green Pass. Il 16 settembre suonerà la prima campanella negli istituti del Friuli Venezia Giulia e l'assessore regionale Alessia Rosorelli
Rosolén mantiene la consueta cautela. I conti, spiega, si fanno nel momento in cui si parte con l'anno scolastico e si verificano tutte le azioni messe in campo. Noi abbiamo fatto quanto in nostro potere, ci sono ancora dei nodi, ma dipendono dal governo nazionale. Scettica la referente dell'istruzione anche sull'obbligo vaccinale, in quanto potrebbe diventare un escamotage per alcuni per essere spostati in ruoli diversi. Il nodo principale è poi quello del personale scolastico, qua la competenza è puramente ed esclusivamente dello Stato. La Regione ha comunque previsto lo stanziamento di oltre 3 milioni che serviranno, se il Ministero sottoscriverà il protocollo, per pagare ore extra al personale selezionato dallo Stato. Semplificando il meccanismo, i docenti, circa 1700 quelli mancanti, vengono presi part-time dallo Stato e poi, grazie ai fondi stanziati dalla Giunta Federica, arrivano al tempo pieno. Un tema, aggiunge Rosolén, è poi quello del personale Covid previsto fino al 31 dicembre e che andrebbe prorogato. Per i tamponi la Regione vorrebbe arrivare a 1000 salivari al giorno nelle scuole sentinella per individuare subito il movimento del Covid. Qua anche lo Stato interverrà, seppure con numeri molto più bassi. Il tampone sarà comunque su base volontaria e solo se autorizzato ai genitori. In questo contesto non manca poi un ragionamento politico dell'assessore Rosolén, che in tempi pre-Covid portava avanti l'obiettivo di una regione con competenza sulla scuola. Oggi avremmo avuto una cabina di regia unitaria su tutte le azioni da mettere in campo, tenendo conto di tutte le situazioni. Abbiamo comunque lavorato bene con il personale dell'ufficio scolastico regionale, sempre molto attento e disponibile. Scattano i controlli su tamponi e Green Pass in ingresso in Slovenia, code e rallentamenti a Fernetti, il valico principale insieme a Rabuiese. La polizia d'oltreconfine ha denunciato 3 persone. Code da questa mattina presto in uscita dal confine di Stato e in ingresso in Slovenia nel territorio di Trieste. La Polizia della Nuova Repubblica infatti ha dato avvio a una serie di controlli sui Green Pass per chi transita anche diretto in Croazia. In attesa, con disagi per rallentamenti sia a mezzi pesanti che veicoli leggeri, di turisti ma anche di lavoratori transfrontalieri. Il monitoraggio si è concentrato in particolare nell'area di Fernetti, Sesana. Controlli pure al valico di frontiera di Dragonia tra Slovenia e Croazia, dove gli agenti della polizia hanno scoperto 2 falsi negativi alla prova del Covid-19. Per 2 persone quindi è scattata la denuncia. Nel pomeriggio sempre la polizia d'oltreconfine ha denunciato una terza persona perché trovata con un certificato verde contraffatto. Ed ora andiamo a Udine, dove a breve sarà a disposizione un nuovo parcheggio posto a lato di Piazzale Cella in via Sabbadini. Si tratta dell'area di sosta SSM realizzata dal comune intorno all'ex frigorifero. Il parco a raso sarà attivo esclusivamente nei giorni feriali dalle 7:30 alle 21 e metterà a disposizione dei cittadini ben 106 stalli blu, oltre a 2 posti auto riservati ai disabili. L'inaugurazione presumibilmente avverrà a inizio settembre dopo l'installazione delle colonnine per il pagamento della sosta. L'iter realizzativo del parcheggio si è rivelato più complesso del previsto. La chiusura del cantiere avviato il 26 ottobre scorso con le demolizioni delle 2 palazzine posizionate a ridosso della Roggia di Udine ha infatti subito un ritardo di ben 6 mesi. Inizialmente i lavori sono stati ritardati a causa del Covid, in seguito a causa del rinvenimento di amianto e di altri elementi scoperti nel sottosuolo. La bonifica e la realizzazione dell'intero piazzale hanno richiesto un esborso per le casse comunali di circa €500.000. L'importo complessivo a causa degli imprevisti è passato così ai €380.000 iniziali ai €472.000 finali. Tra le opere eseguite anche la messa in sicurezza del perimetro dell'ex frigorifero. L'edificio infatti nei prossimi mesi dovrebbe finire al centro di una mega ristrutturazione da €10 milioni che porterà l'immobile ad entrare nel circuito espositivo dell'attiguo Museo di Storia Naturale. Spostata solamente di un paio di metri, infine la colonia felina, che notoriamente vive e frequenta l'area da decenni. Per accogliere i miceti randagi è stata collocata una piccola casetta posizionata all'ombra di alcuni alberi. Ed ora andiamo a Pordenone, salgono a 4 i candidati alla poltrona da sindaco per il comune di Pordenone. Alle elezioni del 3 e 4 ottobre si presenterà anche Vito Claut, presidente regionale del Codacons, con una lista di ispirazione Novax, ma il tempo per raccogliere le firme è poco. Spunta un quarto candidato nella corsa a sindaco per il comune di Pordenone. Dopo Alessandro Ciriani, primo cittadino uscente che tenta il bis sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin, che guida una coalizione sull'asse centrosinistra 5 Stelle, e Anna Ciriani, con la sua civica Amiamo Pordenone, si getta nell'agone politico anche Vito Claut, già avvocato e oggi presidente regionale del Codacons, e lo fa con una lista di chiara ispirazione Novax e contro il Green Pass, il cui obbligo vorrebbe fosse subito abolito. Il nome: Coalizione Etica e Valore Umano. Claut
Claut, assieme a un pool di avvocati, inoltre sta coordinando attraverso il Codacons alcuni ricorsi al TAR di sanitari non vaccinati. Nato a Montereale Valcellina, ma pordenonese da sempre, Claut vuole proporre la sua alternativa anche in modo provocatorio come nel suo stile. Voleva provare l'assalto al municipio anche nel 2011, ma si ritirò in extremis. Una curiosità che lo riguarda e che ha fatto molto parlare di lui riguarda il fatto che abbia scelto l'ibernazione dopo la morte, primo italiano a farlo, affidandosi a un'organizzazione americana specializzata in crioconservazione. Ma ora la sua attenzione è tutta per la città e le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Il tempo però stringe, sarà una corsa contro l'orologio per raccogliere le firme e presentare la lista, il tutto entro fine mese. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, buona giornata.